Ciao a tutti, questa partita vede un giocatore che avete già conosciuto in altri video, che però l'avete sempre conosciuto nella sua mirabolante coppia, Cromo e Sardo, mentre oggi lo vediamo da solo e Sardo, attenzione, contro un tale di nome Ari in TOS vs TOS. Sono molto curioso di vedere questo video, li abbiamo sempre visti in combo loro due, dandosi dritte strategie. In questo caso invece lo vedremo giocare in tutta solitudine, quindi vedremo un po' da solo cosa è in grado di fare. Approfitto del solito spazio pubblicitario iniziale per rompervi le scatole, ormai sono sempre più breve e conciso. Sostanzialmente è estate, come tante persone durante l'estate si va in vacanza. Io faccio il triplo delle vacanze della media delle persone, sì lo so, non incazzatevi, però è così. Parto il 9 luglio che è ormai alle porte e torno il 3 settembre, quindi tutto luglio e tutto agosto sono via. Detto questo possiamo già ritornare al video, però visto che non sono ancora passati i fatidici primi minuti noiosi di partita, dovrò raccontarvi qualcosa. Mentre loro vanno in apertura a piloni e vanno in esplorazione della mappa per cercarsi ovviamente nella direzione opposta rispetto, cioè nel posto più lontano possibile da dove è realmente il proprio avversario, vi posso raccontare che niente, oggi sono andato a ritirarmi il mio diploma da personal trainer, sono ufficialmente personal trainer. E già che ero in giro mi sono cercato un paio di camicie hawaiane perché quest'anno ho deciso di andare al mare vestito con le camicie hawaiane. Detto questo piccolo gossip personale, vediamo se le due si incontrano. No, non credo che si siano visti. Comunque ormai manca poco, il rosso dovrebbe individuare l'avversario, mentre il sardo, anche solo per esclusione, non essendo né qui ora sa dove si trova il suo avversario. Vediamo che Sardo si è già fatto il suo primo Vespene insieme al secondo portale, quindi il che è un po' strano. Vespene con secondo portale non è proprio un'apertura, anche l'altro è andato di Vespene e non ha nemmeno costruito né il secondo portale né il centro cibernetico. È un'apertura un po' particolare perché l'apertura 4-gate, 3-gate robo così prevede il Vespene, ma prima del Vespene, ma subito dopo il primo portale prevede un centro cibernetico. Qui abbiamo visto anche la sonda dell'avversario che distrattamente è stata abbandonata lì e quindi è andata incontro a morte. Quella del sardo sto subendo qualche colpo, ma è un pochino più micrata. Vediamo. Gli sta dando dei vari punti. Cosa ha costruito qua? Un centro cibernetico e un altro portale. Mentre il sardo non ha ancora fatto il centro cibernetico, potrebbe massare Zelotti e basta di questo passo. Sì, infatti è quello che sta facendo. Sta ammassando Zelotti cronobustando. Nel frattempo qui tiene impegnato l'avversario. E vediamo questo Zelotta dove sta andando a piazzarsi. Purtroppo non si vede la striscia di direzionamento. Il rosso quindi può cominciare a sputare fuori qualche stalker, mentre il sardo non può ancora. Però vabbè, due bambini grassi col gelato in mano contro uno si ignorano così bellamente. Ne guarda passare tre, almeno uno che lo segue c'è, mentre due vanno verso l'avversario. Quindi vediamo un calippo alla fragola contro un calippo al gusto puffo che stanno per darsene di santa ragione. No, cacchio, sarebbe Milan-Inter questa, il derby. Guardate i capelli, proprio un Milan-Inter. Dove è andato intanto lo stalker? È andato a litigare in mezzo alle sonde, vabbè. E intanto in base nemica, il sardo secco, veloce e pulito si è distrutto il pilone, ha bloccato così la produzione nemica. Che tristegi ragazzi, che tristegi. Partita oltremodo rapida. Omg. Sì, ha già vinto. Lost the bronze noob. Lost to bronze noob. LOL. Ho perso con un noob bronzo. Sì, avete giocato stranamente tutte e due. Cioè un'apertura a gate
strana. Se lui voleva andare di Mazzelotti da subito avrebbe potuto risparmiare anche sul Vespene e tenere direttamente le sonde sui minerali per fare solo Zeloti, e se quello era l'obiettivo doveva fargli anche un proxy magari, così riusciva a metterli più in fretta. Niente, vabbè, partita estremamente rapida. Consigli di fine partita veloci: se fai il Vespene vai a 4-gate o 3-gate robo, se no, se vuoi andare a Mazzelotti non fare Vespene, massimizza la produzione di minerali, e se riesci senza farti beccare magari costruisci direttamente i portali a casa del nemico, così gli Zeloti ce li hanno subito in casa. Detto questo, ho finito il video, finiti i commenti. Ciao ciao! Ciao a tutti! Visto che il video precedente del sardo era durato poco, questo è un altro video, ho pensato di compattarli e di fare un unico video, tanto anche questo è del sardo, ne avevo un paio lì che aspettavano, quindi non sto a ecco, avete la fortuna che non sto a ripetervi il corollario iniziale di dove vado in vacanza eccetera, perché l'avete già sentito nel video precedente. E sì, questa volta è uno Zerg contro Zerg. Evidentemente al sardo piace andare di mirror. Ha fatto un Protoss vs Protoss, ora farà un Zerg vs Zerg. To you, two thanks, sì. Good luck, have fun. A Storrot gli ha risposto il sardo, gli ha detto: a te, a tutta la tua famiglia. Fantastico. Questo Overlord sta per sgamare il creep nemico. Ragazzi, ultimamente ho visto uno ZVZ, vi racconto così tanto per passare i primi minuti di gioco. Ho visto uno ZVZ pazzesco sul canale di Husky, scritto Husky come il cane, che è un commentatore che parla in inglese, lui di fama mondiale, lo fa proprio di lavoro, bravissimo, e sono fantastici i suoi video. Se li cercate su YouTube, scrivete Husky video, trovate il suo canale, c'è veramente della roba da paura. Insomma, vi volevo dire, ho visto sto video di Zerg vs Zerg, in cui hanno fatto 3, 4 partite, 5 partite, insomma, sempre questi due qua che si scannano e non arrivavano mai più lontano delle blatte, cioè non sono mai arrivati neanche alle muta, perché durava sempre pochissimo. Ma in uno in particolare sono andati entrambi di Ling, uno ha fatto i Beneling, l'altro ha continuato solo Ling mentre stava preparando le rocce. Ma voi avreste dovuto vedere la micro mostruosa che si sono messi a fare sti due. Cioè, il gioco era entrambi con Speedling, combattimento alle porte di uno dei due. Fate conto, non era questa mappa, immaginate come se in questo punto qui, su questa salita, ci fosse due regine qua, ipotizziamo del sardo, a tenere chiusa la zona, e qui sotto, per non far entrare Ling, appunto c'erano le due regine, sotto tutto un gioco di Zergling in cui il padrone di casa, quindi in questo caso sarebbe sardo, aveva anche i Beneling, mentre l'avversario aveva solo gli Speedling, ma ne aveva una marea. Ora, è un attimo, cioè se il Beneling esplode in mezzo a 5, 6, 7 Zergling, si sono belli ammassati, li ammazza tutti, quindi è un disastro. Questo qua riusciva di micro a mandare un Ling, uno Speedling contro il Beneling, il quale ovviamente non si difendeva, perché l'altro in micro cercava di dirgli di attaccare il gruppone, perché se fosse esploso contro un solo Ling sarebbe andato sprecato, però intanto subiva danni. Comunque il Beneling è più lento dello Speedling, quindi non riusciva a raggiungere il gruppo mentre era inseguito da quello di singolo. Ovviamente c'era anche il counter, che quello lì non è che aveva solo Beneling, aveva anche lui degli Speedling, e quindi stava mettendo i suoi Speedling a cercare di uccidere il Ling che inseguiva il Beneling, e intanto cercava di infilare il Beneling nel gruppo. Cioè in pratica facevano questo magheggio di micro con 3 Beneling, 3 Ling a seguirli, più il gruppone di Ling di entrambi. È una cosa mostruosa, cioè, erano due coreani, una PM che non potete immaginare. Cioè, io cavolo mi metto sempre a rosicare quando faccio le partite, perché spesso mi perdo i Beneling, mi vanno a piantarsi magari contro un carro armato e io li considero come un gruppo unico. Provate a immaginare cosa vuol dire micrarli uno alla volta insieme al gruppo di Ling e al Ling che lo segue. Cioè, no ragazzi, quel video, se lo trovate lì nel canale che vi ho detto, merita assolutamente.
Ora, detto questo, possiamo tornare a commentare la partita. Entrambi abbiamo visto dalle linee produttive che sono andati a rocce. Il blu non ho capito perché si sia fatto 2 camere evolutive, è uno spreco di minerale inutile. Stanno prendendo Vespene, nessuno... Ah no, ecco, ne stavo dicendo, nessuno dei due si è preso espansione. No, giustamente il sardo invece se l'è presa, si è messo anche un impalatore che fa sempre comodo, si sta anche un po' chiudendo dentro perché comunque ha costruito gli edifici in modo da rendere difficile per un gruppo di Ling entrare e attaccare comodamente, il che significa che se avesse delle blatte qua, intanto questo Impaler è una base ben facile da difendere, come se l'è chiusa, quindi sta facendo molto bene, e stanno appunto per andare entrambi a blatte. Lui si è fatto qualche Ling, non ha fatto la ricerca per gli Speedling, l'avversario invece ha aspettato ed è andato direttamente a blatte senza fare neanche un Ling, ha soltanto un po' di scouting dagli overall, mentre lui ha giustamente preso l'Axel Naga. Qui non ci sono Impaler, il secondo Vespene non è ancora in funzione e non si è fatto un'espansione, questo è un grave errore per lui. Il Ling, quello lì, sta per morire, esatto, e a Overlord il blu era un attimo su play block, ora potrà mettere in produzione delle altre blatte, vediamo che ne ha messo in produzione 3 e in più sta facendo anche la ricerca per il potenziamento delle blatte, dei danni ranged, mentre il sardo ha soltanto una blatta, per ora ne sta producendo un altro po', però ha un piccolo gruppo di Ling e sicuramente la sua economia presto andrà a migliorare rispetto a quella dell'avversario dal momento che si è fatto un'espansione. Qui vediamo che l'Impaler si muove, va a piazzarsi all'espansione. Nel frattempo l'avversario o attacca subito sfruttando il suo vantaggio, che con questo gruppo di blatte potrebbe avere un piccolo vantaggio sul... sì, no, ecco, ora se va a attaccare ha sicuramente un vantaggio sul piano della quantità di unità, però se non va a attaccare invece va incontro a morte certa per il fatto che l'avversario sta puntando invece a macrare bene, quindi presto avrà un'economia ben più fiorente della sua. Ora qua sicuramente li sta vedendo arrivare con il controllo dello Zergling e vedremo un po' come deciderà di reagire. Se fa in tempo a respingere questo attacco, cioè se riesce a tenere fronte a questo attacco quel tanto che basta per finire il pinnacolo, probabilmente poi lo schiaccerà perché l'avversario sarà sicuramente indietro, visto che sta andando a mass blast e non sta nemmeno facendosi un'espansione. No, infatti, però sta evolvendo la base, quello sì. L'Impaler è durato decisamente poco, vediamo che sta tentando anche di fare un lavoro di micro sulle blatte per cercare di scappare ai colpi dell'avversario. Anche il sardo si è messo a fare un po' di micro, decide di focussare la regina. Intanto stanno arrivando altre 5 blatte per lui. Sta tenendo impegnato quel tanto che è bastato, ecco, per far uscire l'Impaler, mentre loro focussano sull'Impaler escono altre blatte, quindi direi che sì, è riuscito decisamente a respingere l'attacco. Vediamo che il blu in base intanto sta spawnando 5 altre blatte, ma comunque non serviranno molto, e intanto stiamo vedendo già che stanno per uscire le prime 2 mutalische. L'avversario ha fatto anche lui l'evoluzione della base, ma per ora, a parte la regina, non ha contraerea. Avendo 2 fosse di infestazione, 2 camere evolutive, ecco, sta piazzando il pinnacolo ora, potrebbe sicuramente piazzarsi dei lanciaspore, sarebbe un buon counter per sopravvivere a un primo attacco di muta, però vediamo che invece se ne sta completamente dimenticando. Sardo sta utilizzando l'energia della regina per curare l'impalatore, un po' inutile, dovrebbe invece espandere il creep e continuare a spruzzare uova. Al massimo potrebbe piazzarne tranquillamente un altro paio di Impaler, vediamo che ha la bellezza, no, quello è l'avversario, lui ha soltanto 300 di minerale. Comunque sì, adesso dovrebbe dronare cattivo e dovrebbe sfruttare per cercare di fare le mute il più in fretta possibile per riuscire a sfruttare il vantaggio che si è creato per ora. L'avversario si sta facendo una seconda base, lui ha sicuramente comunque il vantaggio economico perché la seconda base sta cominciando a funzionare, ecco, perché ha dronato bene, però l'altro sicuramente farà in tempo, ecco, si sta facendo anche del lanciaspore, sta facendo in tempo a finire il pinnacolo anche lui, quindi no, non godrà molto del vantaggio delle unità volanti, anzi rischia invece di avere lo svantaggio per il fatto che sta facendo... Ah no, però lo sta mettendo su play block, non sta sfruttando tanto per distruggere la base visto che ci sono gli Impaler, ma li sta falciando gli Overlord. Ottima mossa per lui, che in questo modo sta rallentando parecchio l'avversario. C'è un altro Overlord lì. Vabbè, non l'ha visto.
però sarebbe un'altra preda facile visto che non ha fatto la ricerca per velocizzarli. E ora il blu è bello fermo perché ha in produzione altri 3 Overlord, non può certo produrre altre blatte e decide di attaccare nuovamente. Incontro si troverà però poche blatte e qualche muta. Le muta contro le blatte, sì, è vero che le blatte non possono rispondere all'attacco, però è anche vero che le muta non fanno un gran danno. Qui vediamo che stanno per uscire anche i vari Impaler che comodamente potranno respingerlo. Ecco, però lui che si mette a combattere contro la regina fuori dal raggio, ecco no, il lanciaspore è entrato nel raggio del lanciaspore, deve uscirne assolutamente. Nel frattempo ecco che in casa sua gli arriva l'attacco di Mass Blatte, quindi dovrà per forza richiamare le muta per difendersi, o pensa di riuscire a reggere con delle blatte? No, per ora sembra che stia semplicemente ignorando l'attacco subito e stia continuando l'attacco in base nemica. Questo è un grave sbaglio perché si sta perdendo mutalische per abbattere inutilmente dei lanciaspore che vengono facilmente rimpiazzati, quando invece ecco quel blocco di mutalische gli sarebbe servito per difendersi qua in base. L'avversario sta continuando a produrre lanciaspore, mentre lui qui ha soltanto poche blatte a sostegno, più vabbè sì, le mutalische che fanno un danno fisso. Stanno per arrivare altri Impaler, ma la vedo difficile qua, perché comunque vedete appunto i danni delle 3 mutalische sulle blatte sono pressoché inesistenti. Però stupidamente lui si mette a puntare sulla base invece di puntare sui lavoratori. Questo è un pessimo errore da parte del blu, che sì, è vero, se riesce a distruggere la base si è portato a casa la vittoria per il fatto che comunque non c'è una seconda base, però è anche vero che se non ce la fa ha sprecato tutte queste rocce. Sì, infatti non ce la sta facendo. Se avesse attaccato i lavoratori avrebbe guadagnato molto di più, perché avrebbe bloccato completamente l'economia del suo avversario. Comunque Sardo adesso è in difficoltà, perché mentre l'avversario ha 2 basi, può quindi adesso riprenderlo sull'economia, lui è indietro perché ha una base sola. L'avversario si è riempito di lanciaspore, il che comunque gli dà un piccolo vantaggio contro le mutalische, e dà un piccolo vantaggio anche a Sardo sul piano che comunque l'avversario ha buttato nel cesso un sacco di risorse per fare tutti quei lanciaspore. La regina prima di morire lancia le uova sulla base e lui ora si mette a focussare la base nemica. Qui intanto sta arrivando un altro piccolo contingente di blatte, a difesa non c'è assolutamente niente. Ah no, ci sono un altro piccolo contingente di blatte più un Impaler, quindi dovrebbero bastare quelle blatte per difendere più l'Impaler. Sì, assolutamente può respingere l'attacco. Intanto vediamo che qua le muta stanno per riportare in parità la situazione, visto che stanno per distruggere la seconda base. Ah, però decide di distruggere quell'overlord. Beh, in questo momento è un po' inutile perché l'avversario comunque è a 23 su 92, cioè anche se gli distrugge gli overlord non cambia granché. Intanto si fa una terza espansione lontano per evitare guai. E qui che cosa sta succedendo? Sta facendo un po' di blatte, sì. Ha capito che gli conviene andare a blatte invece che a muta, visto che l'avversario si sta riempiendo di lanciaspore. Presto finirà anche il minerale, quindi finché lo tiene bloccato senza la seconda base, l'avversario è abbastanza fregato, perché se si mette a fare delle muta ha poco vespene, non riesce a farne tante, potrebbe sfornarne al volo 5, ecco. Già lui ne ha 1, 2, 3, qua, cioè ne riuscirebbe a fare tante quante l'avversario, quindi non è che gli convenga tanto. Per ora sta sfruttando il vantaggio dei lanciaspore per sentirsi tranquillo, però ecco che con le rocce il problema viene risolto. L'economia del blu è a terra, quindi sicuramente non riuscirà a rispondere. Ah no, il blu aveva 1100 di vespene, quindi non poteva fare muta, ma solo perché gli mancava il minerale, non il vespene. Quanto vespene ne aveva fin troppo. Vabbè, allora è un po' stupido lui che non ha fatto un po' di muta per contrastare, o non ha continuato ad andare a blatte, insomma. E niente impalatore, ha fatto soltanto lanciaspore. Beh sì, tutto il minerale che gli sarebbe servito per fare truppe l'ha speso in questi lanciaspore. Guardiamo, ne ha fatti 8, 9, 10, uno gliel'hanno anche appena distrutto, quindi ha fatto 11 lanciaspore. 11 lanciaspore sono quanto più inutile io possa immaginare in uno scontro del genere. E ormai lo scontro sta per finire, perché vediamo che le blatte giustamente si mettono a focussare i lavoratori, le muta purtroppo non possono prendere parte allo scontro. Beh, lui stupidamente decide di mandarle a kamikaze a farsi massacrare dai lanciaspore,
I lanciaspore sono devastanti, è inutile mandarci contro delle povere muta. Ancora gli puoi mandare contro qualche, non so, incrociatore o portastorm, ma sicuramente non delle povere muta. Comunque con questa seconda ondata di Roach andrà sicuramente a chiudere la partita. Le espansioni per lui ormai sono anche 3, quindi l'economia è più che fiorente, l'avversario non ha più lavoratori o quasi, quindi è decisamente spacciato. Adesso vedremo presto il GG. Chissà perché non... ecco, infatti è arrivato al GG. Vabbè, abbiamo visto 2 partite di fila. Questa seconda partita direi migliore della prima, visto che nella prima aveva proprio fatto delle cose base con il toss, aveva fatto un must Zeloti con produzione di Vespene che non aveva molto senso. In questa partita invece è stato tutto un pochino più bilanciato. Consigli per te: spandi di più il creep, e quando... no, beh, quello era il nemico, che quando ti aveva attaccato aveva puntato alla base e non ai lavoratori. Comunque, per te invece potrei dire, quando vedi che l'avversario ha così tanta paura delle tue muta da riempirsi di lanciaspore, tu sai che lui sta spendendo un sacco di minerale, quindi non riuscirà a produrre tante unità, massa muta e zergling buttati dentro. Magari mentre le muta si scannano con le altre muta, tu cerca di mandare gli zergling, magari fai l'evoluzione in speedling, li mandi in mezzo ai lavoratori a far delirio, e da solo vedrai che vinci molto più facilmente. Detto questo, fine della partita. Ciao ciao!